Capitaneria di Porto, in vacanza con Radio Libertà. Al timone Antonino Danna. Al timone la follia, ci ritroviamo in alto mare. In alto mare. Sogli, bane, bane, tu mi scugli le banane. Sugli, bane, bane, tu mi scugli le banane. E mi scugli in salsa verde, chi le mangia nulla perde. Le miscugli in salsa verde, chi le mangia nulla perde. Sugli, bane, bane, tu mi scugli le banane. Le miscugli in salsa verde, chi le mangia nulla perde. Sugli, bane, bane, tu mi scugli le banane. Le miscugli in salsa verde, chi le mangia nulla perde. Sugli, bane, bane, tu mi scugli le banane. Allora, sugli, bane, tu mi scugli le banane. Ieri vi dicevo di Claudio Cecchetto, secondo il quale i tormentoni sono delle opere d'arte. Se è un'opera d'arte, People from Ibiza, io pretendo che sia considerata opera d'arte anche sugli, bane delle Figlie del Vento, anno di grazia 1973, amiche e amici miei, ma non dell'avventura. Buon pranzo, siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questa è Capitaneria di Porto, io sono Antonino Danna e questa è la puntata di mercoledì 20 agosto dell'anno del Signore 2025. Sono le 12, 4 minuti, 47 secondi e naturalmente, ecco, mi arriva adesso un aggiornamento ok, dunque mi viene segnalata questa DN Kronos. Gorizia minacciò di morte ex sindaco Monfalcone, bengalese espulso per pericolosità sociale. La Polizia di Stato di Gorizia, con la collaborazione della Polizia di Frontiera dell'aeroporto Marco Polo di Venezia,
ha notificato nel tardo pomeriggio di ieri il decreto del questore di Gorizia di diniego all'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno e contestualmente il provvedimento di espulsione del prefetto di Gorizia, un bengalese residente nel comune di Monfalcone. Nei giorni scorsi l'uomo, come riportato da numerosi organi di stampa locali e nazionali, ha proferito frasi contenenti minacce di morte indirizzate all'eurodeputato Anna Maria Cisint, già sindaco di quel comune. La sua condotta, alla quale si aggiungono precedenti episodi di danneggiamento e disturbo della quiete pubblica, ha determinato nei confronti dell'uomo il rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Ne è seguita l'adozione del provvedimento espulsivo perché privo di titolo autorizzatorio a permanere sul territorio nazionale. I provvedimenti sono stati notificati al bengalese poco prima che lo stesso s'accingesse a lasciare l'Italia con un volo in partenza dall'aeroporto di Venezia con destinazione Doha. Vai a casa, arrivederci, anzi a non rivederci. Bene, abbiamo cominciato la nostra trasmissione, come sempre grazie a Francesco che mi permette di arrivare alle vostre orecchie e ai vostri occhi. Da questo momento il telefono è aperto, 0292947222. All'una, lo sapete, a Napoli Piazza Garibaldi, come sempre facciamo il cambio dei macchinisti, arriverà la nostra Sveva. Oggi al Mercatello parleremo di calzature da spiaggia e segnatamente i mitici zoccoli di legno, più tutte quei sandali e sandaletti di plastica che si portavano da bambini. Ammetto di non averli mai usati da bambino, però c'era chi li utilizzava. Raccontateci i vostri ricordi e Sava Sandir, vi ricordo come sempre le nostre coordinate 340 670 9659 se volete intervenire attraverso la zappa o il WhatsApp, oppure 029294 aperto 0292947222 aperto da adesso se avete voglia di intervenire per telefono. Vi ricordo ancora, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, radiolibertà.net, fesso chi non lo legge, perché vi perdete un bellissimo giornale online dove ci sono liberamente il direttore responsabile Giovanni Sallusti, Onda Libera di Giulio Cainarca che per adesso sostituisce, come sentite, gli auto da Fe, la rassegna stampa di Semivarin che in questo momento sto conducendo io in sua sostituzione fino al 29 di agosto, videopillole e molta altra bella roba ancora, quindi mi raccomando. Oh, il caldo se n'è andato, siete contenti? Stanotte ha piovuto, era ora, signore e signori. Abbiamo già una telefonata, pronto, chi è là? Sì, Antonino, sono Anita di Como. Buongiorno Anita. Buongiorno, io volevo complimentarmi tantissimo con questa radio e adesso in primis con lei che la trovo veramente interessantissima e soprattutto è anche molto molto simpatica la sua risata, il suo modo di affrontare anche tutte le questioni, veramente complimenti. Poi volevo aggiungere una cosa, io trovo Radio Libertà un mezzo di informazione che diffonde veramente la cultura e che stimola gli approfondimenti su tantissimi temi. Io la sto seguendo da non molto e devo dire che secondo me è unica fra le altre radio, dove uno può ascoltare un mix di programmi, di approfondimenti, di news, di informazioni, di attualità, di politica, di tutto. E trovo che ci sia anche una grande un buon senso in tutto quello che dite. Veramente mi ha colpito questo modo di fare la radio e veramente complimenti a tutti. Allora, intanto grazie per i complimenti personali. Gli ascoltatori che chiamano e si complimentano con me di default beccano 200 euro sotto il lavandino in bagno. Però detto questo, grazie soprattutto per il riconoscimento per il lavoro che facciamo tutti assieme collettivamente. La radio
è fatta da tutti noi, da Giovanni Sallusti, Giulio Cainarca, Sammy Varin e tutti gli altri a seguire fino ad arrivare a me, che voglio dire sono l'ultima ruota del carro, e mi fa piacere perché la radio appunto non è solo ciao chi sei, da dove chiami, stiamo andando in Salento, a chi vuoi dedicare sta canzone, ma la radio è anche e soprattutto parole, pensieri per approfondire. Poi possiamo discutere, possiamo essere d'accordo oppure no, ma noi intendiamo la radio in questo modo, come un posto dove si può ancora ragionare, riflettere e anche fare delle lunghe conversazioni, cosa che la televisione non vi permette affatto. La televisione ormai tende solo al gallinaio. Grazie ancora intanto. Altra telefonata, pronto chi è là? Pronto? Ciao, sono Marco da Settimo Torinese. Ciao. Che si dice? Senti, perdonami, ma io vorrei usare oggi chiamando per fare una dedica, come si faceva negli anni '80. Sentiamo. Allora, vorrei dedicare la canzone di Alberto Sordi, Te ci hanno mai mandato a quel paese. Sì. Ecco, quella canzone lì la vorrei dedicare alla Ursula. Posso sapere i motivi della dedica? I motivi della dedica? Lo sai che quando si chiama e si fa la dedica, perché? Con amore, con amicizia? No, con sincero riconoscimento della sua non opera. Lo trovo splendido. Lo trovo splendido, lasciatelo dire. Grazie. Vabbè. Vabbè. Dai. Comunque che tu la metta o no va bene lo stesso, dai, ci siamo divertiti. No, vabbè, la mettiamo ora alla pausa delle 12:30, dai. Il pezzo si chiama, Francesco, E va del 1981. Grazie ancora. Abbiamo altre 2 chiamate. Ciao, carissimo. Pronto chi è là? Buongiorno signor Tonino, Lisetta. Oh, cara Lisetta, allora buondì. Io vado indietro di qualche anno, la profezia di Margaret Thatcher. Sì. Signor Tonino. Sì. Allora, ha detto, io dico in breve perché sennò la cosa sarebbe troppo lunga. Gli europei, signor Tonino, hanno da 2 secoli compiuto il madornale errore di sottovalutare la classe dirigente americana. Una classe che in meno di 100 anni ha conquistato tutto il globo, il mare, l'aria, lo spazio, la finanza, la moneta e l'immaginario. Una classe dirigente che è stata in grado di allevare, secondo la Thatcher, un ceto di amministratori pubblici e privati che ha saputo bene o male gestire l'intero pianeta. Noi fatichiamo, ha detto sempre la Thatcher, sottolineo, a gestire una ASL. Era una classe dirigente spietata, senza scrupoli, ma anche per propria convenienza. I Carnegie, i Rockefeller, i Vanderbilt e gli Astor, quelli che venivano giustamente chiamati robber barons, cioè sono i baroni briganti. Costruivano biblioteche, ospedali, università, sale da concerto, sparavano sugli operai, purtroppo, e sui minatori, ma tornava loro utile far prosperare il proprio paese. Per parafrasare, signor Tonino, un famoso detto del dottor Johnson, erano mascalzoni, ma mascalzoni patriottici. E voglio terminare dicendo, gli USA non ci occupano, ma ci difendono. Ha un impero che non si fa scrupolo di imporre il proprio dominio. Questo impero è in un momento di strapotere assoluto, anche se l'essere di gran lunga. Il più forte potere al mondo non significa però essere l'unico o essere onnipotenti, ma implica in questo strapotere la sua fragilità più profonda, il disgregarsi della sua classe dominante e del suo rapporto con il proprio Stato. Poi c'è tutto il resto, perché ho letto in biblioteca, io riferisco in parole povere quello che ha detto Margaret Thatcher. La salute e buona giornata, signor Tonino. Grazie, cara Lisetta. Allora, io devo dirle una cosa. Lei
dice come sempre delle cose molto interessanti. Le dirò di più, il mondo si sta ridisegnando e l'impero americano è certamente in affanno, certamente è in affanno. Durerà ancora, io credo, una cinquantina d'anni, una settantina, poi il mondo cambierà. Però è altrettanto vero che con un paese come l'America, con le sue capacità industriali, con le sue capacità culturali e così via, avremo a che fare per lungo, lungo tempo ancora. Altre 2 telefonate, pronto, chi è là? Pronto? Sì. Sono Maurizio Antonino. Grazie Benvenuto. per il lavoro che fate nella radio, anche se siete in pochi, riuscite a mantenerla attiva e viva, quindi capisco lo Grazie. sforzo. Ma siccome la seguo da oltre 20 anni, ecco, e senza filtri né censure, un pensiero che io ho già scritto altre volte ma non ho risposte per Pellegrin, che improvvisamente mi avete detto è stato licenziato, non si sa perché, per come, è un collaboratore che per 20 anni è stato con noi alla radio, e quindi forse come redazione sarebbe anche giusto dare delle spiegazioni. Tutto qui al momento, grazie. Se vuoi parlarmi sono qui. Io non ho altre spiegazioni da dare se non quelle che possono essere date dalla direzione, per cui mi astengo dall'entrare sull'argomento. Grazie Nessuno a te. risponde, nessuno. Tu che sei un giornalista, sei nella direzione del tuo giornale? Non sono nella direzione della radio, non sono il direttore della radio. Quindi No, non ho... sei un giornalista, dico, nel tuo giornale dove scrivi, e ti leggo anch'io, fosse licenziato un giornalista, i redattori non chiederebbero spiegazioni? Come puoi immaginare, queste sono cose che riguardano l'attività interna a un giornale. Lo so che per non cui volete rispondere, continuiamo. Grazie, ciao, buon lavoro. Grazie a te. Se vuoi una risposta non la devi chiedere a me, amico mio. Tutto qui. Andiamo avanti, altra telefonata. Pronto, chi è là? Eccomi, Michele Caruso. Uè, Michele, ben arrivato. Bonjour, un saluto noblesse oblige. Madame, monsieur, comment ça va bien? Bien, dimmi tutto. Eccomi, dunque oggi non potrei non parlare che di un monumento della televisione italiana, la televisione tout court, il re dello show business, Pippo Baudo, e dunque addio al grande Pippo. Io riteni testa al dopo Festival di Sanremo, quando sollevai un polverone muovendo la Yakuza a riguardo delle combine, no? Che già si sapeva chi dovesse vincere e che ci fosse una corruzione dietro, e dunque lo feci diventare verde dalla rabbia, ma ecco, veramente poi io lo conobbi di persona, comunque riconobbi la sua professionalità, muovendosi nuovamente il Yakuza, però che non tutto era così ortodosso al Festival di Sanremo, tutto finì con una stretta di mano, si faceva una foto proprio al Teatro delle Vittorie dove lui stava conducendo 50 sulla storia della televisione italiana, e lui che proprio al Teatro delle Vittorie è stato così lì il feretro visitato da tanti amici, colleghi, la gente comune, perché è stata allestita proprio lì la camera ardente. E dunque, ecco, se mi permetti, Antonino, volevo intendere il punto molto su questo. Vai. Il punto di Michele Caruso su Radio Libertà, la talk radio. È stato il Teatro delle Vittorie, uno dei luoghi che lo hanno visto tante volte protagonista, ospitare il feretro di Pippo Baudo, il re della televisione italiana, per un ultimo saluto da parte del pubblico che lo ha tanto amato nel corso della sua 60ennale carriera. Anche a Militello, in Val di Catania, nel santuario di Santa Maria della Stella, dalle 9 alle 13 era allestita una camera ardente. Poi i funerali si terranno alle ore 16 con diretta di uno speciale del TG1 e di Diario del Giorno del TG4. Veramente in tanti a partecipare,
alla cerimonia. Pippo Baudo, ricordiamo che tiene il record della conduzione del Festival della Canzone Italiana, a cui verrà dedicato uno speciale stasera su Rai 1. Ho fatto 13 il Festival di Sanremo, ben 13 volte, superando il suo amico rivale Mike Bongiorno. Dunque, come non pensare ad un Pippo Baudo che ha incarnato la televisione italiana, lui che così ha lanciato tanti talenti, da Giorgia, da Bocelli, da Laura Posini a Eros Ramazzotti, così bisognerà ricordarlo, perché Pippo Baudo per noi è come se fosse familiare, legato alla nostra comunità, quindi il dolore è sentito e profondo. Pippo Baudo è stato veramente qualcuno che è entrato con garbo nelle nostre case, ogni volta che accendevamo il televisore, è stato un nazional popolare, in qualche modo ha fatto sì che tanta gente si scolarizzasse, perché ha introdotto anche un nuovo linguaggio televisivo per i conoscitori tout court della comunicazione. Così l'ultimo saluto oggi è doveroso dedicare ecco, questo luogo simbolo come Viale Mazzini, dove c'è il cavallo, perché significa onorare oltre 50 anni di servizio pubblico, di cultura popolare, il talento che Baudo ha portato nelle case di milioni di italiani. Bisogna affermare non solo il valore della sua eredità culturale, ma anche il rispetto e l'affetto dell'intero paese nei confronti di un uomo che ha dedicato la sua vita all'arte e allo spettacolo. E dunque io inviterei la RAI, il servizio pubblico, le autorità competenti a considerare proprio questa richiesta come un tributo appropriato e sentito da parte della nazione, di tutto il popolo, per una petizione a che ci sia un monumento dedicato a Pippo Baudo. Non so tu che cosa ne pensi, Antonino. Da Michele Caruso, grazie e buona giornata. Eccomi, scusate, avevo chiuso. Scusate, avevo il microfono chiuso. Dicevo, sì, va bene il monumento a Pippo Baudo, però se mi posso permettere, tra 10 anni, perché Pippo Baudo è morto il 16 di agosto, oggi è il 20, non stiamo facendo altro che sentir parlare di Baudo da 4 giorni, e questo non ha avuto, sto povero Cristo non ha avuto nemmeno il tempo di morire. Ieri sera io ho fatto una scommessa su Facebook con i miei follower e ho scritto questa cosa: sono pronto a scommettere, siccome ci hanno fatto vedere il carro da morto che era partito dal Teatro delle Vittorie e stava andando a Militello in Val di Catania, che pure il video del carro sul traghetto vedremo. Manca a farla apposta, ieri sera alle 10 meno 10, non dirò quale testata, ha pubblicato la foto del carro che stava scendendo dal traghetto che era appena arrivato a Messina. L'altra ha pubblicato il video. Ma che cosa pretendevano pure? Che ci fosse il sindaco di Messina a dare il bentornato al feretro di Pippo Baudo? O ci doveva andare Schifani con la fascia tricolore a nome di tutta la regione Sicilia? Cioè, veramente, qui abbiamo raggiunto il parossismo del voyeurismo verso sto povero morto. E ora sto vedendo la nostra videodiretta, i funerali in diretta al TG1 stasera alle 6, le interviste a chiunque.
Ma basta, ma lasciatelo in pace. Lasciatelo in pace, e che cacchio. Ma si può avere un minimo di pietà per la morte? È morto. Sapete cosa si dice in Calabria? Che la morte è cappeiu, cavaci in testa a tutti. Traduzione: la morte è cappello che va in testa a tutti. Oggi a me, domani a qualcun altro, domani ancora a qualcun altro ancora, ma il concetto è che la morte è uguale per tutti. Lasciate in pace Pippo Baudo, basta. Perché poi a furia di riempirci di non notizie, perché la notizia è che è morto, solo che è morto 4 giorni fa, quindi non ce ne sono altre notizie. A furia di saturare la gente con la cosa che Pippo Baudo è morto, viene un momento in cui uno piglia e dice: "Va bene, ma a me non me ne frega più niente, né di Pippo Baudo né della sua morte", e si ottiene l'esatto contrario di quel sentimento di umana pietà, si spera, che qualcuno vorrebbe provocare raccontandoci 24 ore su 24 che Pippo Baudo è morto. Va bene, allora l'ADN Cronos, scontro fra treno merci e regionale sulla linea del Brennero, 3 feriti lievi, la circolazione è bloccata. L'incidente tra Mezzocorona e Trento, scontro tra alcuni convogli di un treno merci e uno passeggeri, oggi mercoledì 20 agosto, sulla linea del Brennero tra Mezzocorona e Trento, 3 feriti lievi, circolazione sospesa, rende noto Rete Ferroviaria Italiana. La dinamica è in corso d'accertamento. Dalle prime informazioni, durante le operazioni di manovra, i carri merci a Trento Roncafort si sono staccati dal resto del convoglio, provocando la collisione col treno regionale e l'uscita dai binari di una sola carrozza. Non si registrano feriti gravi fra i passeggeri e il personale di bordo. Una donna è stata trasportata dal 118 in ospedale, mentre altri 2 sono andati autonomamente a farsi medicare. Sul posto intervenuti i vigili del fuoco e la protezione civile. I passeggeri del treno regionale stanno proseguendo il viaggio in autobus. I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana stanno lavorando per ripristinare la piena funzionalità della linea. Al momento i treni alta velocità e regionali possono registrare ritardi e cancellazioni. Attivato il servizio con autobus, potenziata l'assistenza ai viaggiatori. Tanto vi dovevo alle 12:27 minuti e 50 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà, ladies and gentlemen. Andiamo a vedere anche il clima, vediamo che tempo fa. Eccoci qua, sempre l'ADN Cronos, meteo Italia spaccata in 2, nubifragi al centro-nord, caldo estremo al sud. Cosa dice il meteo.it ripreso da ADN Cronos? Alto rischio temporali con fenomeni molto intensi e colpi di vento. Come abbiamo imparato nell'epoca del riscaldamento globale, dopo una fase di caldo estrema arrivano quasi sempre dei rovesci distruttivi. La causa di tutto ciò è da ricercare nel calore latente e l'acqua precipitabile. Questi 2 ingredienti salgono alle stelle durante le fasi anticicloniche africane e poi causano fenomeni violenti, improvvisi e pericolosi. Vediamo allora che cosa succederà. Come spesso accade con i temporali più forti, anche il rischio downburst sarà molto alto. I downburst sono forti correnti d'aria ascensionali che in prossimità del suolo si trasformano in venti violentissimi a sviluppo radiale e centrifugo. Le raffiche possono superare i 100 km all'ora, al di là dei nomi, temporali, supercelle, downburst, tornado. Il rischio burrasca di fine estate è concreto, dapprima al nord e poi al centro. Giovedì tutto il centro-nord sarà interessato dal maltempo, mentre il sud sarà ancora risparmiato. Al meridione, anzi, avremo un aumento delle temperature fino a 39 gradi in Puglia e 38 anche tra Calabria e Sicilia. In questi casi non ci resta che prestare la massima prudenza, sia per le piogge che per il caldo. Uomo avvisato, mezzo salvato, fino a venerdì il tempo sarà estremo da nord a sud. Nel dettaglio, mercoledì 20 al nord, forti temporali, calo termico su tante regioni. Al centro, peggiora in Toscana e Marche con forti temporali, altrove condizioni variabili. Al sud, caldo e cielo poco nuvoloso. Giovedì 21 al nord, ancora temporali irregolari. Al centro, maltempo con temporali, soprattutto su Toscana e Umbria. Al sud, poche nubi.
Venerdì 22 al nord ultimi temporali, al centro temporali specie sulle Adriatiche, al sud instabile in Campania con temporali altrove caldo e poco nuvoloso. Tendenza weekend a tratti piovoso, temperature in diminuzione. Con questo noi andiamo in pausa. Francesco, cosa ci fai sentire? Alberto Sordi con E va o Blondi Atomic? A te la scelta, lo scopriamo in diretta. A tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Me sarò chiesto 100, 1000 volte, io che non sono né re né imperatore, che ho fatto per trovarmi sta regina nel letto, fra le braccia, in fondo al cuore, e datosi che sei così preziosa, stasera io te voglio di una cosa. Te ci hanno mai mannato a quel paese, sapessi quanta gente che c'è sta, il primo cittadino e amico mio, tu digli che te ci ho mannato io, e va avanti tu che adesso c'ho da fare. Sarai la mia metà, ma sì non parti, diventi un altro po' la mia 3/4, e va, non puoi saper piacere che me fa, magari qualche amico ti consola, così tu fai la scarpa e lui te sola, io te ce manno sola, io te ce manno sola senza di me. Già che ce so, me levo st'altro peso. Con te che fai arcavoce, stai più su. Te sei allargato troppo, senti, a cosa? Mica t'offendi se te do del tu. Te ci hanno mai mannato a quel paese, sapessi quanta gente che c'è sta, a te te danno la medaglia d'oro e noi te ci manniamo tutti in coro, e va, chi va con la corrente va a cavare. Io so salmone, non mi importa niente, a me mi piace andare controcorrente, e va, che più sei grosso più ci devi andare, e ti ritroverai nel posto giusto, e prima o poi vedrai, ci provi gusto. Sto scherzando, sto solo cantando, sto solo a scherzare, pardon. Ma quando la mattina sto allo specchio, c'è un fatto che mi butta giù al morale. Io mi ritrovo sempre al gabinetto e mi ricanta addosso sto finale. Te ci hanno mai mannato a quel paese, sapessi quanta gente che c'è sta, il primo cittadino amico mio, tu digli che te c'ho mannato io, e va. Come vedete
Anzi, aspetta, facciamo un disannuncio stile Radio Libera degli anni 70-80. Da Marco di Settimo Torinese a Ursula di Bruxelles, un super turbo smack e soprattutto Alberto Sordi con Eva, primo in classifica questa settimana, Disco Ring. Vabbè, ora abbiamo dato veramente fondo a tutto alle 12:35 minuti e 37 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi per Capitaneria di Porto e naturalmente adesso, se ci sono zappe le diamo, 340-670-9659, dopodiché passiamo al faccia a faccia di oggi. È un faccia a faccia un po' lungo, però io credo che vi interesserà. La settimana scorsa il nostro amico Raimondo da Padova è un nostro affezionato ascoltatore, io lo voglio ringraziare, lui è molto attento al tema del nucleare e mi aveva chiesto appunto dell'energia nucleare, mi aveva chiesto qualcosa sui reattori al piombo. Beh, noi abbiamo l'amico diciamo, la persona giusta al posto giusto, che è il professor Gianluca Limonti, lo sapete, lui ha lavorato al prestigiosissimo Fermilab di Chicago e in particolare il professor Alimonti la settimana scorsa, giorno 16, è uscito sulla Nuova Bussola Quotidiana parlando dell'emergenza climatica e dimostrando, numeri alla mano, che i morti da clima quest'anno sono a livello molto basso, forse i più bassi degli ultimi 25 anni. L'altra cosa che diciamo così, l'altra cosa che vi voglio dire è questa, che oltre a parlare del meteo abbiamo parlato anche del nucleare, abbiamo parlato dei reattori appunto al piombo, abbiamo parlato delle nuove tecnologie, soprattutto abbiamo parlato di una cosa, perché l'assonanza tra il nucleare e il ponte sullo stretto è nel fatto che vedrete che come abbiamo adesso i no ponte, ci saranno i no nucleare nel momento in cui in questo paese il primo reattore sarà pronto per essere installato, perché mica si tratterà di fare i mega reattori da 1600 megawatt, basteranno quelli da 300 megawatt che sono tra l'altro, non dico chiavi in mano, poi il professor Alimonti lo spiegherà nel corso della nostra conversazione, ma sono molto facili da installare rispetto a una centrale come poteva essere per esempio quella di Trino o quella di Caorso, che sono degli impianti enormi. E allora state a sentire un po' che cosa ci siamo detti e poi dopo questa nostra conversazione ci ascolteremo Boney M con Ma Baker del 1977. Vai pure Francesco e grazie, appuntamento con te a domani. Allora, io ho il piacere di ritrovare un gradito ospite di questa radio, è il professor Gianluca Limonti. Il professor Gianluca Limonti si occupa appunto di nucleare, si occupa in particolare di fissione nucleare, ma anche di fusione nucleare, ha lavorato al Fermilab di Chicago, è in rapporti con il CNR, insomma è l'uomo giusto al posto giusto. Ma lui si occupa anche di clima, difatti lo abbiamo avuto gradito ospite insieme al professor Franco Prodi a Zoom nel corso della scorsa stagione. Io lo ringrazio del suo tempo e della sua cortesia perché il 16 di agosto sulla Nuova Bussola Quotidiana è uscito un interessante pezzo, vi leggo il titolo: Basta catastrofismo, mai così pochi morti per eventi climatici. Eventi climatici estremi, un record c'è, ma è un record negativo per la prima metà del 2025. Mai così pochi morti per i disastri naturali legati al clima dall'inizio del millennio. L'opposto di quel che sentiamo in tutti i media. Professore, allora, si è dato anche lei al negazionismo? Oddio, che cosa è successo, professore? Beh, allora, innanzitutto mi permetto una battuta su questo termine di negazionismo. Essendo ricercatore, nella scienza, per definizione, si è negazionisti. Nel senso che, come ben sa, un modello, una teoria, un'ipotesi non è valida in quanto bella,
ma è valida quanto più attaccabile e non, cioè quanto più falsificabile senza riuscire ovviamente a falsificarla. Per cui Certo. l'atteggiamento corretto scientifico di un qualunque ricercatore è di essere negazionista. Me lasci mettere giù così. Allora, detto questo, no, non è assolutamente una questione di essere negazionisti o meno, cioè è una questione di osservare i dati, partire dai dati. Io penso che qualunque considerazione, convincimento possibilmente, dovrebbe essere basato su osservazioni, su dati. Dopodiché uno ci può elaborare. I dati in questo caso sono semplicissimi. Sono stati presi in considerazione i decessi per eventi meteoclimatici e quindi ovviamente si escludono per esempio i terremoti e i vulcani. Certo. Quindi stiamo parlando di, non so, inondazioni, uragani, tornado, cose di questo tipo. Con tutti gli eventi climatici a livello globale, nel primo semestre del 2025 sono i più bassi, è un numero più basso mai registrato sino adesso. Questo è un dato di fatto. Da qua poi sarebbe un altro discorso arrivare a dire che il clima non sta migliorando, non sta peggiorando o sta migliorando. Questi sono altri discorsi. Io semplicemente tendevo a sottolineare il fatto che, a differenza di, mi permette di dire, magari mi sbaglio, magari lei conosce qualche altro mezzo media di informazione in cui in realtà dicono altre cose, ma a differenza di quello che normalmente si sente dire, che questi disastri stanno peggiorando, i decessi stanno aumentando, eccetera, eccetera, i dati dicono che non è così. Punto. Io semplicemente questo dico. Poi, che magari la temperatura media del nostro pianeta stia aumentando, questo è un altro discorso, ok? Questo non c'entra niente. Io semplicemente tendevo a sottolineare questo che è un dato di fatto. Ecco, credo che nient'altro si possa aggiungere se non la domanda più banale delle domande. La fonte di tutto questo, i numeri, dove si trovano? Beh, questi sono dati, voglio dire, sono dati tipicamente che possono provenire da compagnie di assicurazione internazionali, che come può ben immaginare hanno un grosso interesse personale direttamente in queste questioni. Oppure c'è anche in particolare un database dei disastri naturali, un database internazionale, dove vengono registrati tutti i disastri che per essere disastri devono aver originato almeno 10 morti, più di 100 feriti, insomma ci sono certi criteri per poter entrare, perché un evento rientri in questo database. E quindi c'è questi database ufficiali internazionali, pubblici peraltro, e quindi la fonte dei dati viene da lì. Per questo mi sono permesso di dire in maniera forse un po' forte, perché quando si parla di osservazioni, alle volte dipende anche dai punti di vista, ma io in maniera un po' forte mi sono permesso di dire i dati sono indiscutibili. Certo, mi sembra abbastanza chiaro e infatti io voglio leggervi un attimo le parole del rapporto riepilogo delle catastrofi globali per la prima metà del 2025 pubblicato dal broker assicurativo Aon. Almeno 7.700 persone sono state uccise a causa di disastri naturali nella prima metà del 25, un numero ben al di sotto della media del XXI secolo di 37.250. La maggior parte dei decessi, 5.456, si è verificata a seguito del terremoto in Myanmar. Un terremoto non è un disastro climatico o meteorologico. Togliendo i 5.456 decessi causati dal terremoto in Myanmar, ne rimangono 2.244 che possono rientrare nella categoria climatica o meteorologica. Ecco, a maggior ragione, lei giustamente dice questa cosa in chiusura del suo pezzo. La propaganda alimentata dai media per spaventare a morte la popolazione su questo argomento, quindi sulla meteorologia e sul riscaldamento climatico, sta mettendo a repentaglio le sane basi decisionali della nostra società, rischiando di originare strategie con impatti economici e ambientali assai negativi e a lungo termine. Beh, allora professore, come si fa a superare questa caccia alle streghe? Perché è incredibile che, voglio dire, io sto parlando con un signore che è un cattedratico, è uno di quelli che una volta in maniera un po' banale si potevano definire cervelloni, un signore che si occupa di scissione dell'atomo e di fusione dell'atomo e di futuro dell'energia atomica, e io mi rifiuto di considerare questo signore semplicemente perché
dati alla mano, prende e ti dice guardate che quest'anno i morti da eventi climatici avversi sono molti di meno dei primi 25 anni di questo secolo, ecco, mi rifiuto di ritenere di stare a parlare con un negazionista del clima o con una persona che evidentemente non segue la vulgata principale, cioè che moriremo tutti quanti col caldo e di conseguenza dobbiamo dare fuoco alla macchina perché la macchina e quindi tutto il combustibile fossile e tutto il resto che ci ammazzerà e siamo cattivi. Guardi, io la ringrazio per tutti questi apprezzamenti che lei ha fatto all'inizio di questo ultimo commento, ma al di là di questo io ritorno veramente sul punto fondamentale che ho sottolineato prima. Non è perché lo dico io, è il discorso che faccio anche ai miei studenti all'inizio di ogni volta che tengo un corso, no? Io presenterò una serie di dati, mi raccomando, non credetemi. Non credete a questi dati perché ve li dico io. Assieme ai dati ci sono sempre delle referenze ben precise. In questo caso le referenze precise, come dicevo prima, lei ha letto il report di un broker assicurativo internazionale che sappiamo bene che ha tutti gli interessi, anzi, per dire che le cose stanno peggiorando, perché così può aumentare i prezzi delle proprie assicurazioni. E, come dicevo prima, ancora una volta, gli altri dati vengono dal database internazionale su disastri naturali. Allora, non dico che siano immediati da andare a verificare, ok? Però la validità di ciò che dico non viene dal fatto che lo dico io, ci mancherebbe altro, ma dalla referenza di questi dati, dalla provenienza di questi dati. Quindi, perché come si fa a diffondere questa informazione? Non lo so, faccio conto su di lei. Io so che costantemente, mi corregga se sbaglio, costantemente mi sembra di sentire al telegiornale, leggere i giornali, qualunque cosa, che sembra che il mondo stia andando a rotolo. Probabilmente il mondo sta andando anche a rotoli, ma per ben altri motivi che nulla hanno a che vedere col meteoclima. Questa è una parentesi che ho aperto e chiuso e lasciamo perdere, ok? Sì, appunto. Ma sembra che stia bruciando, o si stia inondando, o ci sono uragani che... I dati dicono che non è così. E su questo non c'è molto da discutere, ok? Perché la domanda adesso potrebbe essere perché c'è quest'altro messaggio contrario? Io, diciamo, questo un po' esula, no, dalla mia sfera di competenze. Io, diciamo, forse faccio la parte più semplice, mi permetta di dire, perché osservare i dati e cercare di trasmetterli è la parte più semplice. Penso che sia più difficile cercare di andare a capire perché in realtà il messaggio mediatico dei mainstream, me lo lasci sintetizzare in questo modo, forse un po' semplicistico, ma per capirci, dice un'altra cosa. E qui ci possono essere sottomotivazioni sociali, economiche, politiche, interessi sicuramente, nei quali però mi risulta un po' più difficile entrare, ecco, diciamo così. Però i dati devo dire che parlano in maniera chiara e io, per quanto mi è possibile, mi ostino, mi permette di dire così, a riportare quello che l'osservazione e i dati dicono. Certamente, sono d'accordo con lei. Poi, attenzione, dicevo anche prima, attenzione a trarre delle conclusioni azzardate, nel senso che se i decessi per disastri naturali meteoclimatici stanno diminuendo, come lo sono da oltre un secolo a questa parte, tra l'altro perché questo è anche detto nello scritto che lei ha preso di riferimento, ok? Questo non significa necessariamente, non implica necessariamente che stiano diminuendo gli uragani o altri disastri naturali. Potrebbe anche essere che l'uomo sta imparando a difendersi meglio da questi eventi estremi e magari anche semplicemente li sa prevenire meglio. Però i dati dicono questo. Professore, senta, chiarito questo punto sul clima e chiarito questo punto sul meteo, poi naturalmente i nostri ascoltatori si faranno tutte le idee del caso. Vorrei passare a parlare con lei ovviamente di energia nucleare. Energia nucleare e in particolare le vorrei leggere un messaggio che mi è arrivato da uno dei nostri ascoltatori l'11 di agosto scorso, lo vado un attimo a recuperare, e in particolare questa domanda che mi è stata posta dagli ascoltatori, ora gliela leggo. Dove siamo? Questo è l'8 agosto. Vediamo un attimo. Allora,
Caro Antonino, le centrali nucleari di nuova generazione sono molto più vicine di quanto non si creda dalle notizie giornalistiche. Se posso permettermi un suggerimento per il tuo prossimo approfondimento sul tema nucleare, ti inviterei a parlare della Nucleo del fisico imprenditore Stefano Buono. Ancora un saluto, Raimondo. Questo è il nostro ascoltatore Raimondo da Padova, che alcune volte è intervenuto anche in diretta con lei ponendole alcune domande. E io sono andato naturalmente a fare una breve ricerca, però è chiaro che voglio capire con lei com'è che funziona. L'idea sarebbe reattori nucleari al piombo che bruciano un combustibile chiamato COX. Cosa c'è in questo combustibile, professore? Forse MOX. Io qua su Repubblica leggo COX, comunque sì. Ok. Evidentemente ha sbagliato il collega. Sì, dovrebbe essere mix oxide, cioè essenzialmente non viene solo fissionato o bruciato, diciamo anche così semplicemente, l'uranio, ma anche il plutonio. Allora, sì, la Nucleo è una società relativamente recente, di pochi anni, che si occupa dello sviluppo in particolare di questi reattori a piombo. Allora, come sempre, non bisogna lanciarsi in facili e illusori entusiasmi quando si parla di energia nucleare, perché è un tipo di tecnologia che, proprio per le proprie caratteristiche, necessita di lunghi tempi per lo sviluppo, l'industrializzazione e la realizzazione di reattori civili su grande scala, per questioni, come ben possiamo immaginare, non solo economiche, ma anche di sicurezza. Perché sto dicendo questo? Il reattore al piombo non è niente di innovativo, non è niente di nuovo, è uno degli N reattori, delle tipologie, che sono stati testati già decenni di anni fa. Giusto per dare un'idea, il reattore al piombo ci sono anche dei reattori dei sottomarini nucleari sovietici che sono mossi da reattori al piombo, ok? Sì. Però, come può ben immaginare, un reattore, sebbene con le stesse tipologie tecniche, diciamo, o perlomeno lo stesso principio di funzionamento, un reattore di una certa dimensione, quindi piccolo perché stiamo parlando di sottomarini, adibito alla movimentazione di un sottomarino militare, può immaginare che le richieste di sicurezza e anche di economicità, quindi di efficienza di funzionamento e quant'altro, di un reattore di questo tipo civile, devono essere ben altra cosa. Per cui non è tanto la scoperta, l'innovazione, chissà che cos'è che abbiamo fatto. Si tratta di industrializzare e rendere per un'applicazione civile una tipologia di reattore che già è stato fatto. Non dico che già si conosca al 100%, perché se no non richiederebbe sviluppo, ma è già noto. Okay? Quindi non è che sia stata scoperta l'acqua calda. Ecco, una grande... sì, è tanto che si sta lavorando su questo tipo di reattore, potrebbe essere anche un reattore veloce, anziché, a differenza dei termici, che sono i reattori di potenza, diciamo, diffusi nel mondo. Si dicono termini semplicemente perché i neutroni che, diciamo, originano le fissioni sono più lenti dei neutroni in questi reattori veloci al piombo. Hanno delle caratteristiche di sicurezza, devono avere caratteristiche di sicurezza maggiori, hanno il vantaggio che produrrebbero anche meno scorie e potrebbero bruciare più uranio, nel senso che proprio per la caratteristica di utilizzare i neutroni veloci, questi neutroni sono in grado di fissionare anche parte dell'uranio che non viene utilizzato nei reattori termici, quindi sarebbero anche più efficienti, diciamo, da questo punto di vista. I vantaggi sarebbero notevoli. Sino a questo momento non sono stati sviluppati in modo particolare, si è preferito a quelli termici, perché quelli termici sono arrivati a un livello di industrializzazione e di economicità prima di questi veloci, per cui quando c'è un reattore che soddisfa le proprie richieste è inutile spendere energie nello sviluppo di un altro. Ecco, adesso, diciamo, si sta cercando di diversificare e quindi si sta puntando di più su questo tipo di reattore. Peraltro già altri reattori, prototipi, mi lasci dire, non proprio reattori di utilizzo civile, eccetera, ma prototipi a livello industriale sulla Terra, raffreddati al piombo, già ce ne sono e ce ne sono stati.
quindi non è proprio, diciamo, una novità assoluta. E quindi sì, sta sviluppando, diciamo, questo tipo di reattore, tra l'altro con la caratteristica, ulteriore differenza rispetto ai reattori convenzionali, mi lasci dire così, che stanno cercando di sviluppare un reattore piccolo, diciamo questi small modular reactor di cui tanto adesso si parla, quindi con potenza massima sino a 300 megawatt elettrici. Per avere un'idea, un reattore normale di media taglia sono 1000 megawatt. Le PR che stanno realizzando in Francia o che ne hanno realizzati in Cina, tipo quello che hanno realizzato in Finlandia, sono 1600, quindi questi sono di taglia decisamente più grandi. Questi qui sarebbero più piccoli, e quindi anche il vantaggio non è solo il fatto che uno dice, vabbè, più piccolo, magari più maneggevole, no, ma il grosso vantaggio potrebbe essere che viene costruito tutta la parte, quella che viene detta isola nucleare, la parte sensibile, dove c'è una maggiore radioattività, e quindi richiede maggior sicurezza, viene costruito tutto all'interno dell'azienda che costruisce il reattore, e viene trasportato il reattore intero, tutta l'isola nucleare, nel luogo di installazione, a differenza di un reattore da 1600 megawatt che invece deve essere realizzato in situ. Quindi capisci che è molto più facile fare, adesso mi lascio esagerare, in catena di montaggio all'interno della propria azienda uno small modular reactor e poi installarlo in loco, piuttosto che dover ogni volta realizzarlo in loco uno di maggiore taglia. Ecco, diciamo che arriva a chiave in mano. Ecco, diciamo così, ecco, facciamo questo passaggio. Poi come puoi immaginare non è proprio esattamente, non è come chiavi in mano con un'auto che lo prende va, però sì, il concetto vuole essere questo, e quindi tutta una semplificazione costruttiva, realizzativa e di installazione. Professore, l'Italia sembra che si stia muovendo sulla strada del nucleare. Il ministro Pichetto Fratin qualche tempo fa parlava, mi corregga se sbaglio, di una sorta di linee guida o memorandum che dovrà essere discusso a partire da dopo l'estate, proprio per mettere sul piatto e avviare finalmente questo benedetto ritorno al nucleare. Non sarà una cosa immediata, ci vorrà ovviamente tempo, però si parte. Ecco, quali sono più o meno i criteri, secondo lei, che si devono rispettare per riportarci al nucleare? Allora, si parte, sì. Il criterio è bisogna fare le cose seriamente. Non che noi italiani non siamo in grado, non siamo capaci di fare le cose seriamente. Non dico assolutamente questo. Però mi sembra di non dire una grossa eresia se dico che l'Italia non è certo tra i paesi mondiali che brilli per capacità organizzativa, ecco, e per rispetto delle tempistiche. Allora, questi sono progetti grossi, la tempistica e l'organizzazione sono fondamentali sia per la sicurezza, e sia anche molto più banalmente, mi lasci dire così, ma che tanto banale non è, perché se io faccio una fonte energetica deve anche essere competitiva economicamente, la tempistica deve essere rispettata anche affinché questa fonte energetica nucleare sia competitiva, perché se io investo un grosso capitale, un reattore costa miliardi di euro, ok? Investo un grosso capitale e poi anziché realizzare questo reattore in 5 anni e comincia a produrre energia elettrica, ce ne metto 10, se non peggio 15, l'ammortamento del capitale non si realizza più. Gli interessi che devo pagare su questo capitale, detti in maniera banale, mi vanno a coprire i guadagni per tutta la vita del reattore. Cioè anche l'economicità della soluzione nucleare stessa viene messa a repentaglio. Quindi noi dovremmo organizzarci per fare le cose nei tempi giusti e con i criteri di sicurezza giusti. Quindi un'agenzia nucleare, che ancora non c'è in Italia, che faccia rispettare le regole e la tempistica, e non scordiamoci che questione fondamentale per la diffusione ormai di qualunque tipo di installazione industriale di queste dimensioni, ma in modo particolare oserei dire per nucleare, è che ci deve essere un'accettazione da parte della popolazione. È fondamentale ormai, se no l'opera stessa viene messa a rischio nei tempi, nei modi, non è possibile. E quindi oserei quasi dire che prima ancora di parlare di tecnologia, è necessario, giustissimo, parlarne e decidere quale tecnologia perseguire,
sarebbe importante iniziare, se la via vuole essere questa, una campagna informativa importante a livello popolare su tutta Italia. E questa oserei dire che dovrebbe iniziare subito, perché Sono deve d'accordo. gettare le basi per poter far accettare poi la realizzazione tecnica della cosa. Farla partire assieme, oserei dire che è quasi tardi. Dovrebbe partire subito. No, glielo chiedo anche per un altro motivo, perché mi basta vedere quello che sta succedendo col ponte. Cioè, qui ormai si parla della costruzione del ponte sullo stretto. Oggi, per esempio, mentre noi parliamo, sono state firmate le penali, cioè è stato firmato il contratto che prevede le penali che dovremmo pagare collettivamente se il ponte non verrà realizzato. Noto, quando si parla di questo benedetto ponte, che spunta sempre quello che mette il post con la faccina, che deride tutti gli altri che si dicono a favore del ponte. Noto che si fanno delle manifestazioni, l'ultima è stata la settimana scorsa a Messina, contro il ponte, partecipa chiunque. Noto che persino uno come padre Spadaro, gesuita, ex direttore della civiltà cattolica, prestigioso quindicinale gesuita, ha ben pensato, anziché occuparsi di questioni inerenti alla salus animarum, di dichiararsi anche lui no ponte e così via. E lui è di Messina. Io non sono di Messina, ma lo stretto l'ho attraversato per 40 anni in tutti i modi e le dico che sono estremamente sì ponte. Allora, quello che io temo è che domani arriviamo alla divisione che c'è adesso no ponte, sì ponte, ma moltiplicata per 8.000 comuni italiani. Perché nel momento in cui lei mi dice con un reattore di piccola taglia, un SMR, 300 megawatt possiamo dare per esempio corrente a un'area di 100.000, 200.000 abitanti, e significa che praticamente, non dico tutte le province d'Italia, ma buona parte delle città di medie dimensioni, tipo Padova, Reggio Calabria, dimensioni di questo genere, finiranno per avere la guerriglia urbana tra i sì nucleare e soprattutto i non nucleare, che faranno il diavolo a quattro, una domenica sì e l'altra pure, o appena possibile, contro la costruzione del reattore. Cioè, io non voglio che si arrivi a questo. Non sarebbe il caso di fare un referendum consultivo, un sondaggio, qualcosa per prima di buttarci in questa impresa? Perché io temo che purtroppo una piccola minoranza potrebbe mettere i bastoni a una scelta epocale. Allora, sì, quello che lei dice sul ponte si sposa perfettamente col discorso del rientro dell'Italia nella produzione termonucleare, assolutamente. Diciamo che ha moltissimi paralleli. Sì, un referendum, diciamo, questo potrebbe dare, qui stiamo ragionando così liberamente, Sì. potrebbe dare l'indicazione di quella che è la posizione popolare della maggioranza. Ma anche se ci fosse una maggioranza, diciamo, vogliamo essere ottimisti, al 60%, non lo so, 60% sì, sia esso nucleare sia esso ponte. Comunque non credo che sia imponendo la volontà di questo 60% al rimanente 40% che si superino le difficoltà che comunque questo 40% può mettere in piedi. Nel senso che comunque manifestazioni, blocchi, ricorsi, cioè queste cose ci sono comunque. Io credo che forse prima ancora del referendum andrebbe veramente fatta una campagna informativa o comunque, ma anche di confronto aperto per capire quelle che possono essere le reali motivazioni pro o contro. Non lo so, a me viene in mente una cosa semplicissima, visto che anch'io ho avuto diverse occasioni di andare in Sicilia, anche recentemente ci sono stato, e ho parlato con qualche abitante locale, che nessuno dei quali è stato particolarmente contrario, però mi ha sollevato 2 punti. Uno, che è assolutamente lecito, dice sì, facciamo il ponte, facciamo tutta questa grande infrastruttura, vogliamo rendere l'Italia un paese più dotato in infrastrutture, eccetera. Va bene, sicuramente stiamo migliorando il collegamento, ma
Una volta che questa infrastruttura arrivasse in Sicilia, lui mi notare, guarda che poi c'è la linea, i treni sono ancora su un binario singolo, non c'è un raddoppio sia verso Palermo che verso Catania. Le strade vogliamo vedere come sono, cioè bisognerebbe preparare anche dall'altra parte tutta un'infrastruttura in grado di accogliere quello che potrebbe essere il flusso, il traffico, le merci che questo ponte porterebbe. Cioè, non c'è una preparazione neanche tecnica del territorio al di là. E questa mi sembra un'obiezione ragionevolissima. Forse una meno ragionevole, ma adesso so che rischierei di tirarmi addosso tutta una serie di, non lo so, naturalisti, ambientalisti, a tutti, non lo so, non oso. Mi è stato detto sempre da questi cittadini, guarda che adesso qua ci sono tutta una serie di opposizioni perché costruendo il ponte si dovrebbe spostare un laghetto, mi pare di ricordare, che quindi non permetterebbe più a questo tipo di uccello di nidificare lì e lì. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Allora, capisco, però questa onestamente mi sembra una posizione un po' più debole. Cioè, se riconosciamo, e questo c'è un se, ok, che quest'opera ha un senso ai fini della Sicilia, ai fini della Calabria, ai fini di tutta Italia, che effettivamente la vogliamo, beh, insomma, questi uccelli si possono spostare, no? Anche quando costruiamo un paese, una città, una qualunque cosa, è chiaro che è un interfacciamento continuo della razza umana con l'ambiente che la circonda. Adesso uno dice che deve distruggere tutto, ma un minimo di adattamento, questo è necessario. Quindi ci possono essere, questo per dire, voglio dire, bisogna fare, secondo me, un confronto aperto, dove ci possono essere sicuramente delle obiezioni e dei limiti validi, che vanno accolti, analizzati e risolti, e altri dove bisogna agire su un punto di vista di convincimento. Prima ancora oserei dire di fare un referendum, che comunque non risolverebbe, anche se fosse una maggioranza di sì, non credo che risolverebbe la situazione, sia per il ponte che per l'energia nucleare. Guardi, sul ponte le rispondo io perché è in corso la costruzione dell'alta capacità Palermo-Catania-Messina ed è una linea a doppio binario, velocità fino a 200 km all'ora. Tra l'altro ora entro fine anno dovrebbero cominciare a consegnare i primi chilometri da Catania verso l'interno della Sicilia. La sta costruendo tra l'altro proprio WeBuild che farà il ponte. Le autostrade, bene o male, ci sono, certo, c'è bisogno di manutenzione, questo sì, va fatta la manutenzione perché alcune autostrade in effetti in Sicilia sono in stato comatoso, altre se ne stanno costruendo, come la Catania-Ragusa, anche qui WeBuild ci sta lavorando, è stata appena completata la strada statale da Agrigento a Caltanissetta, la strada degli scrittori che porta direttamente all'autostrada Palermo-Catania, quindi Agrigento ha adesso un itinerario veloce per collegarsi con il resto della Sicilia, cioè le cose in realtà si fanno. A me sembra che manchi comunicazione e che ci sia anche molta prevenzione. Nel caso del nucleare, soprattutto, giustamente lei mi fa l'esempio di quelli che dicevano vabbè, ma l'infrastruttura genererà più traffico, come sono messe ferrovie e autostrade, e nel caso invece del nucleare cosa dobbiamo vedere a valle se a monte stiamo costruendo il nucleare? L'accettazione della popolazione, questo è sicuro. Noi non siamo stati ancora capaci di fare il deposito. Non abbiamo ancora il deposito delle scorie, siamo in ritardo di anni e anni. Fare un deposito di scorie dovrebbe essere, anzi non dovrebbe essere, mi perdoni, è molto più semplice e dovrebbe anche essere da un punto di vista di accettazione, no? Molto più facile tecnologicamente e anche come accettazione della popolazione. Eppure non sappiamo neanche ancora dove farlo. Questo è un dato. Prima abbiamo iniziato il nostro incontro parlando di questo è un dato di fatto. Queste cose qua vanno affrontate prima. E allora, quindi
Sì. Quindi informazione, confronto, questo sì, questo dovrebbe già essere partito, secondo me. È giustissimo quello che lei mi diceva prima, le cose si stanno facendo, ma forse è una questione di informazione. Non lo si sa, io stesso non lo sapevo. Io, come osservazione, posso dire che qualche anno fa sono andato in Sicilia in macchina e sono rimasto stupito, ancora una volta per mia ignoranza evidentemente, di quello che avevo nella mente da quando ero giovane, e non diciamo quanti anni fa, quello che era la Salerno-Reggio Calabria. No, era l'incubo di chi andava in auto, voleva andare in auto in Hanno Sicilia. fatto una signora autostrada, ci sono voluti 15 anni, ma... Mi permetta di dire, forse è il tratto migliore d'autostrada da Milano a Reggio Calabria. Spettacolare. Ecco, magari anche in Sicilia si stanno facendo opere di questo tipo, ma non ne siamo opportunamente o correttamente informati. Professore, io devo chiudere perché il nostro tempo è scaduto, però io la voglio ringraziare e al piacere di ritrovarci presto. Piacere anche mio, la ringrazio per questa occasione. Grazie. Arrivederci. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Freeze! I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money. This is the story of Ma Baker, the meanest cat from old Chicago town. Chicago town. She was the meanest cat. She really mowed the town. She had no heart at all. No heart at all. She was the meanest cat. Oh, she was really tough. She left her husband flat. He wasn't tough enough. She took her boys along. But they were mean and strong. Ma Baker, she taught her four sons. Ma Baker, to handle their guns. Ma Baker, she never could cry. Ma Baker, but she knew how to die. Across the USA, and when one boy was killed, she really made them pay. She had no heart at all. No heart at all. Ma Baker, she taught her four sons. Ma Baker, to handle their guns. Ma Baker, she never could cry. Ma Baker, but she knew how to die. She thought she'd stay with him when he informed them they did away with him. She didn't care at all. Just didn't care at all. Here is a special bulletin. Ma Baker is the FBI's most wanted woman. Her photo is hanging on every post office wall. If you have any information about this woman, please contact the nearest police station. Buongiorno Antonino, a te la linea. Oh, buongiorno a te, cara Sveva. Le 13, 14 minuti e 48 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Signore e signori,
Questa è sempre Capitaneria di Porto, Antonino Danna al telefono con voi, al microfono con voi e naturalmente, tra l'altro, il telefono è aperto allo 0292947222 se avete voglia di dire la vostra. Cara Sveva, buongiorno, buon lavoro. Come vedi abbiamo fatto puntuali il cambio dei macchinisti, direi che ci siamo. Avete appena ascoltato Ma Baker dei Boney M, anno di grazia 1978. Vi do un aggiornamento, diamo delle notizie di servizio per quanto riguarda quanto sta avvenendo sulla linea del Brennero, la linea Verona-Brennero, dove sapete che c'è stata una lieve collisione con 3 feriti lievissimi tra un treno passeggeri e un treno merci. Bene, Rete Ferroviaria Italiana attraverso il suo sito informa con aggiornamento delle ore 12:30 che sulla linea Verona-Brennero dalle 8:15 la circolazione permane sospesa tra Mezzocorona e Trento per accertamenti sulla linea. Effetti sulla mobilità, i treni subiranno ritardi, variazioni, cancellazioni. Attivo servizio con corse bus tra Trento e Bolzano. Seguiranno aggiornamenti, quindi, ladies and gentlemen, questo è quanto sta accadendo. Continuate, se siete in viaggio ovviamente, mi raccomando, controllate gli aggiornamenti e informatevi sul sito delle Ferrovie dello Stato, oppure Rete Ferroviaria Italiana, www.rfi.it. Bene, insomma, inconvenienti di chi viaggia, viaggi e intemperie, dice un bellissimo album di Ivan Graziani del 1980. Maltempo, trovato il corpo del disperso a Enna, a Milano evacuata comunità vicina al Lambro. Poi ancora, vediamo un po', Ucraina, Trump, siamo sull'ADN Kronos, Ucraina, Trump, Putin e Zelensky organizzano l'incontro, ora è meglio senza di me. Katz approva il piano per l'occupazione di Gaza City, Hamas denuncia uccisi quasi 19.000 bambini dal 7 ottobre. Pippo Baudo, oggi funerali a Militello, in centinaia in fila alla Camera Ardente, alle 16 funerali nel Borgo Natale a cui era rimasto sempre affezionato, proclamato il lutto cittadino. Vannacci posta la foto della Cerni al forno, animalisti denunciatemi, l'ho anche mangiata. Scuola, prima campanella del 2025-2026 a Bolzano l'8 settembre, calendario e novità. Musk si è rimangiato la fuga in avanti, frena sul nuovo partito, per il 2028 c'è l'idea di puntare su Vance. Colpo di scena, signore e signori, ma come? Lui era pronto a distruggere, a fare, a dire, a combinare, a disfare, e invece, prima però per i giovani che ci stanno ascoltando, musica per sognare. No, non è musica per sognare, è l'ADN Kronos, e vi diciamo che la prima campanella per l'anno scolastico 2025-2026 suona a Bolzano l'8 settembre prossimo. La seconda il 10 settembre in Trentino, Piemonte, Veneto, Val d'Aosta, e di seguito le scuole apriranno i cancelli nelle altre regioni, come l'11 settembre in Friuli Venezia Giulia, il 12 settembre in Lombardia, 15 settembre, giorno in cui la maggior parte delle regioni hanno deciso di riaprire i cancelli delle scuole, precisamente Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Sardegna, Sicilia, Toscana e Umbria. Chiudono la lista Calabria e Puglia, dove gli studenti torneranno in classe il 16 settembre. Con la riapertura della scuola, inoltre, scrive l'ADN Kronos, non possono mancare le festività a partire dal 1 novembre, Ogni Santi, 8 dicembre, Immacolata Concezione, 25 dicembre, Natale, 26 dicembre Santo Stefano, 1 gennaio 2026 Capodanno, 6 gennaio Epifania, 25 aprile Festa della Liberazione, 1 maggio Festa del Lavoro, 2 giugno Festa della Repubblica. Non tutte le date festive però offrono la possibilità di un ponte. Alcune ricorrenze infatti cadono in giorni che non permettono alcuna estensione, come tutti i santi il 1 novembre, l'anniversario della liberazione sarà pure di sabato, il 25 aprile 2026,
In questi casi la pausa coincide col fine settimana per gran parte delle scuole, annullando la possibilità di prolungamenti. Accanto alle feste e le tradizionali interruzioni per Natale e Pasqua non possono mancare i ponti. Quello dell'Immacolata, 8 di dicembre, cade di lunedì, quindi possiamo parlare di weekend lungo. 1 maggio 2026 cade di venerdì, in molte regioni le lezioni sono sospese il 2 di maggio. Festa Repubblica il 2 giugno cadrà di martedì, alcuni godranno della chiusura del 1 giugno. Come il primo, anche l'ultimo giorno di scuola varia da regione a regione e sarà fra il 6 e il 10 giugno 2026. Il nuovo anno scolastico porta anche con sé, scrive l'ADN Cronos, delle novità contenute nelle nuove indicazioni per i programmi scolastici, a partire dal divieto degli smartphone. A partire dal nuovo anno scolastico 25-26 l'utilizzo degli smartphone sarà vietato durante l'orario scolastico anche nelle scuole superiori, come stabilito da una circolare del Ministero dell'Istruzione e del Merito. Il divieto, già in vigore per le scuole d'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, viene esteso anche agli istituti superiori con lo scopo di ridurre le distrazioni e favorire la concentrazione durante le lezioni. Gli studenti dovranno consegnare i propri smartphone all'ingresso o tenerli spenti e non accessibili durante l'orario scolastico, salvo deroghe legate a progetti didattici specifici. Altra novità in arrivo per l'anno scolastico 2025-26 è la riforma dell'esame di maturità. La struttura delle prove scritte avrà una maggiore attenzione alle competenze trasversali e al problem solving. L'implementazione di una prova nazionale unica per alcune discipline come italiano e matematica. La possibilità per i licei scientifici di svolgere la seconda prova di matematica con modalità innovative, comprensive di quesiti di logica e comprensione del testo. L'alternanza scuola-lavoro conterà più significativamente nella valutazione finale. Verrà data maggiore importanza al percorso studi degli ultimi 3 anni. Sempre nell'ambito dell'esame di maturità, un valore fondamentale l'avrà il voto in condotta, che avrà ripercussioni dirette sull'ammissione all'esame. Un voto di condotta insufficiente potrà comportare la bocciatura indipendentemente dai risultati nelle singole materie. Per gli studenti che otterranno un 6 in condotta dovranno scrivere un elaborato sui temi di cittadinanza attiva da discutere durante il colloquio orale. La condotta quindi diventa parte integrante del percorso educativo degli studenti. Così l'ADN Cronos alle 13, 22 minuti e 40 secondi. Se volete potete telefonare 029294 7222. Invece, se non avete voglia di telefonare, ma volete magari mandarmi una foto di quello che vi state mangiando alla faccia mia, potete anche usare il 340 670 9659 per le vostre zappe o WhatsApp, che dir vogliansi. Dino dalla provincia di Brescia settimana scorsa mi ha mandato un notevole piatto di spaghetti. Io vorrei capire questa settimana se è tornata la sua signora, perché mi ha detto che la sua signora non c'era, ma se è tornata la sua signora vediamo che cosa ha cucinato lei. Insomma, siamo curiosi di infilarci al vostro desco. Tra l'altro io non ho idea che cosa mi mangio alle 2 ora che finisco. Ecco, provate a darmi un suggerimento. 029294 7222 oppure 340 670 9659 se volete mandarmi una zappa, metterlo per iscritto, mandarmi una foto di quello che state mangiando, così magari io provo a imitare la vostra ricetta. Insomma, buona gente, vediamo un po' che cosa viene fuori. Elon Musk, vi dicevo, sempre su ADN Cronos, frena sul nuovo partito. Per il 28 c'è l'idea di puntare su Vance. Secondo il Wall Street Journal, il CEO di Tesla avrebbe espresso la sua posizione ad alcuni fedelissimi. Procederebbe con cautela, frenerebbe senza fare troppo rumore Elon Musk sul progetto di fondare un nuovo partito politico. A scrivere nel Wall Street Journal, che cita fonti a conoscenza dei progetti del CEO di Tesla, secondo le quali Musk avrebbe detto ai fedelissimi di voler concentrare l'attenzione sulle sue aziende, riluttante di fronte alla possibilità di inimicarsi i potenti repubblicani con il lancio di una nuova forza politica che inevitabilmente attirerebbe elettori. Stando alle fonti del giornale, Musk non avrebbe escluso definitivamente l'idea, potrebbe cambiare posizione con l'avvicinarsi delle elezioni di midterm del 2026.
anche se a fine luglio è stata annullata una call con un gruppo specializzato nell'organizzazione di campagne per i partiti, afferma una fonte, precisando che ai partecipanti è stata riferita la volontà di Musk di concentrarsi sulle sue società. No comment da Musk e portavoce. Era solo l'inizio di luglio quando Musk, che a fine maggio ha lasciato il Doge ed è stato protagonista di scintille con Donald Trump, parlava dell'America Party, promettendo di voler rappresentare gli elettori americani delusi dai due principali partiti politici. Il Wall Street Journal evidenzia come Musk sia sempre rimasto in parte concentrato sulla volontà di preservare i rapporti col vicepresidente J.D. Vance e come sia stato in contatto con lui nelle ultime settimane. Secondo il giornale, ai collaboratori Musk avrebbe detto che andare avanti con l'idea di un nuovo partito danneggerebbe i rapporti con Vance e Musk e collaboratori avrebbero parlato con persone vicine della possibilità, in fase di valutazione, di usare le risorse per sostenere Vance se dovesse candidarsi alla presidenza nel 2028. E qui il discorso si sta facendo molto interessante per il buon JD. Eh già, perché dovete sapere che l'amico JD, che ieri era alla Casa Bianca ed è stato zitto e muto mentre Zelensky parlava e si incontrava con Trump, ci avete fatto caso? 6 mesi fa gli aveva fatto un liscebusso, ragazzi, da levargli la pelle, quando gli aveva detto: vieni qui, non hai nemmeno la decenza di ringraziare il presidente degli Stati Uniti, vergognati, qua e là, e discorsi vari. JD se n'è stato muto muto, tomo tomo, cacchio cacchio, però nel corso delle sue ultime vacanze, che lui ha tenuto in Inghilterra, in una villa del '700 tra l'altro, nelle sue vacanze lui non è che è andato in Inghilterra perché doveva fare l'operazione simpatia, diciamo così, per farsi apprezzare dagli inglesi o per preparare la strada a alla prossima visita di Trump che sarà nel mese di settembre. No, lui è andato lì perché ha incontrato gente. E chi avrà incontrato secondo voi? Gente comune? Anche se lo hanno contestato al, come si dice, al pub di Dean, questo paese vicino a dove lui villeggiava, perché lui aveva prenotato, voleva andare a farsi una birra con tutta la famiglia, però la famiglia, quando sono arrivati lì, il personale, saputo che stava venendo lui, lo hanno contestato e hanno detto: no, noi ci rifiutiamo di servire Vance, loro che avevano peraltro abbondantemente servito tra tanti sorrisi la signora Kamala Harris, che oggi, come sapete, si è ritirata dalla politica, almeno momentaneamente. E lui cosa ha fatto in tutto questo? Lui non ha fatto nemmeno un plissé, ma ha preferito prendere il tè con le alte sfere del partito conservatore, ha fatto colazione con Nigel Farage e poi, giorno di Ferragosto, lui ha fatto una bella grigliata e ha invitato nell'ordine il professor James Orr, che è un professore di filosofia delle religioni di Cambridge, un deputato conservatore, Danny Kruger, che è il ministro ombra del lavoro, e poi un certo Thomas Bosch Skinner, che è una star dei reality, ma è anche un signore che al momento è indagato per ricettazione. È una star di Ballando con le Stelle, ma è anche un market trader, oltre ad andare a ballare, perché quello balla a Strictly Come Dancing, che è quello che per noi italiani è Ballando con le Stelle, perché lo ha inventato la BBC in Inghilterra. Perché il professor Orr? Perché il professor Orr nel 2023 ha tenuto un discorso in cui ha parlato di fede, famiglia, bandiera e libertà. L'altro, il deputato Kruger, è uno che ha voglia di trumpismo. Il terzo è un altro personaggio che comunque ha le mani in pasta con la politica. Quindi cosa sta facendo J.D. Vance? J.D. Vance sta, come potremmo dire, sta coltivando tutta una serie di amicizie
al di là dell'Atlantico in giro per il mondo, che gli saranno molto utili nel caso in cui nel 2028 decidesse di candidarsi. E siccome l'uomo evidentemente si vorrà candidare per succedere a Trump, vedete che lui sta tessendo lentamente la sua rete e la sua tela. E Musk, che sarà un personaggio quello che volete voi, ma non è così stupido come sembra, ha deciso che forse è meglio non mettergli i bastoni tra le ruote e far vincere il cavallo che potrebbe essere più incline ad ascoltare le sue idee. Chissà. Le 13:30, noi ce ne andiamo in pausa e ci sentiamo Renato Zero con Spiagge del 1983. A tra poco. Stanco di perderti i tuoi programmi radiofonici preferiti? Vorresti la tua musica, le tue voci amate sempre con te, ovunque tu vada? Radio Libertà, l'applicazione che trasforma il tuo smartphone e tablet nella tua radio personale. Scaricala ora, è gratis per i dispositivi Android e iOS. Avrai tutta la programmazione quotidiana di Radio Libertà a portata di mano. Scopri di più su radiolibertà.net. Semplicemente la tua radio. Spiagge immense da sola te, spiagge già vissute, amate poi perdute in questa azzurrità fra le conchiglie e il sale, tanta la gente che ci ha già lasciato il cuore. Spiagge di corpi abbandonati, di attimi rubati, mentre la pelle brucia, un'altra velava, fino a che non scompare. Quanti segreti che appartengono al mare. Un'altra estate qui e un'altra volta qui, più disinvolta e più puttana che mai. Mille avventure che non finiranno se per quegli amori esisteranno nuove spiagge di cocco e di granite, di muscoli e bikini, di straniere e di bagnini, quel disco nel jukebox suona la tua canzone, per la tua storia che nasce sotto l'ombrellone. Spiagge un'altra verava fino a che non scompare. Quanti segreti che appartengono al mare. Un'altra estate qui e un'altra volta qui, più disinvolta e più puttana che mai. Mille avventure che non finiranno se per quegli amori esisteranno nuove spiagge dipinte in cartolina. Ti scrivo, tu mi scrivi, poi torna tutto come prima. L'inverno passerà
fra la noia e le piogge, ma una speranza c'è, che ci siano nuove spiagge. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net. Cosa aspetti? Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi? Radio Libertà non ha filtri né censure. Ascolta la gente e parla come la gente. Di nuovo a te la linea, Antonino. Grazie a te, Sveva. E allora è giunto il momento del mercatello qui a Capitaneria di Porto. Antonino Danna al microfono con voi per questa puntata di mercoledì 20 di agosto. Sono le 13, 36 minuti e 29 secondi. E allora, signore e signori, Sveva nella chat, ci sono le foto. Oggi parliamo di piedi. I barbari eleganti sarebbero quanto mai gasati all'idea, ma noi non ci metteremo a disquisire delle appendici, delle estremità, insomma, di cui madre natura ci ha dotati. Ne parleremo solo per quanto riguarda l'abbigliamento da spiaggia. L'abbigliamento da spiaggia è uno solo, ed erano gli zoccoli. C'era un tempo in cui si andava in spiaggia solo con gli zoccoli che però non erano solo quelli tradizionali, ma c'erano, li state vedendo, anche quelli per uomo e per donna che si portavano durante l'estate. Quelli per uomo, tra l'altro, servivano a rialzare la figura del maschio, a slanciarlo ulteriormente. Venivano portati generalmente sotto i pantaloni a zampa d'elefante, oppure venivano portati con i pantaloncini, oppure ancora i famosi zoccoli del pescatore di fantoziana memoria che dopo 3 passi ti ribalti da solo. Ma accanto a questo c'era per i bambini i sandaletti di plastica che in teoria servivano a non farsi male, specialmente se c'erano gli scogli sott'acqua, se c'era tutta questa roba qua. E sempre in teoria questi cosi dovevano servire a riparare dalla sabbia bollente e soprattutto dovevano servire anche a poter camminare, diciamo così, immersi nell'acqua, però senza farsi male alle estremità nel caso in cui il fondo, per esempio, fosse fatto di ciottoli. La verità è che erano delle ciofeche in mani che caricavano sabbia, non la sputavano fuori e tu poi sentivi l'ulteriore dolore sulla pianta mentre camminavi, per cui non erano proprio formidabili quegli anni, però si usavano. Lo zoccolo di legno, sia della mamma che del papà, assolveva anche a delle funzioni, diciamo così, di ordine pubblico, visto e considerato che poteva essere usato anche come drone a scopo punitivo e veniva lanciato, tra l'altro, con ineffabile precisione contro il reprobo, il quale cercava naturalmente di allontanarsi e di tenersi in sicurezza da tali droni che poi bisognava anche restituire. Non c'è solo questo. Lo zoccolo fa parte anche dell'abbigliamento estivo. E allora andiamo sulle spiagge d'Italia. Domenica 5 di agosto, anzi 5 di luglio del 64, La Stampa
ci racconta la vita infernale di chi si trova sulle spiagge del boom, perché anzi nel 64 è già la congiuntura, quindi subito dopo il boom. Solo i bimbi sono rimasti fedeli ai vecchi castelli di sabbia sulla spiaggia. Si passa buona parte della giornata a gonfiare e già solo questo esordio. Salvagente, materassini, imbarcazioni, tutto di gomma o plastica. In costante aumento il numero dei pescatori, sempre più scarsi i pesci. La grande emozione, tuffarsi sott'acqua con maschera, pinna e tubo. Chi vuole la solitudine deve cercarla su lontani scogli. Pensate un po' che roba. Ci si domanda che cosa veniva a fare la gente al mare una decina d'anni fa, quando c'erano solo la sdraia e l'ombrellone e i bambini non avevano che il secchiello e la paletta. Gomma e plastica aiutano comunque a tentare il mare, si arriva dove non si tocca ed è una sensazione esaltante. Scompare il nuotatore, invidiato e ammirato dalla riva, che restava un quarto d'ora, mezz'ora immobile sul pelo dell'acqua a fare il morto. Adesso i morti stanno sui materassini blu e rossi, cullati dalle onde. 1.000.000 di lire o poco meno il salvagente, da 3 a 10.000 il canotto, 4-6.000 il materassino. E il mare è un'avventura aperta a tutti. Attrezzarsi per le vacanze al mare è diventato complicato. Qualche anno fa bastava mettere nella valigia il costume da bagno e gli zoccoli. Poi si sono aggiunte le pinne. Adesso la lista delle cose da portare in spiaggia comprende 10-15 voci e si allunga ogni stagione. La macchina fotografica, quella da presa, la radio transistor completano l'equipaggiamento. Le radiole servono soprattutto per irritare quelli che si troveranno nel raggio di una quindicina di metri. Si vedono al mattino uscire dalle pensioni clienti con macchine a tracolla, la grande sacca sulle spalle, le braccia ingombre di gomma e plastica da gonfiare. Sembra partano per un raid. Andiamo in spiaggia, dicono. La vita della spiaggia è dunque assai cambiata in pochi anni. Anche il numero dei pescatori è aumentato straordinariamente da quando sono arrivate dal Giappone attrezzature complete per la pesca che costano poche centinaia di lire. Escono questi pescatori dalle pensioni quando la giornata non si è ancora messa in moto e conserva per molti un vago sentore di caffè e panini, e vanno sugli scogli, montano la canna, restano nel sole pieni di volontà e di speranza. È piena di volontà e di speranza eppure la telefonata che è sotto. Pronto? Chi è là? Ciao Antonino, sono Marco da Mantova, oggi intervengo. Dimmi. Scusami, ma sono in pausa pranzo, stavo mangiando un boccone. Vai tranquillo. Allora, che ti stai mangiando? No, scusa, a sto punto. Patate lesse, carote, cornetti, fagiolini in pratica, un po' di parmigiano reggiano e dei grissini. E che male hai fatto? In che senso? Hai litigato con tua moglie? Che cacchio è successo? Ma no, bisogna stare un po'. Ma mangio di più alla sera io. Sono in ufficio. Ho capito. E quindi si mangia qualcosa da non scaldare, ecco. Vabbè, allora, dimmi tutto. Io l'ho vissuto quel periodo, però negli anni 70. Sì. Quello degli zoccoli di legno. Avevo 7-8 quelli anni. pure io. Ecco, che però mio padre non sopportava perché ovviamente facevano un baccano della Madonna, e mentre i miei amici ce li avevano e potevano ticchettare con questi zoccoli, mio padre ci metteva invece della gomma, così non facevo rumore. Tu non sai che rabbia che avevo, perché lui ci incollava questi pezzi di gomma in modo che così mentre gli altri facevano casino e si divertivano a far casino, perché io invece non potevo. Per quanto concerne invece i sandali di gomma, che io detestavo all'ennesima potenza, quando all'epoca andavamo ad Albisola Marina, da quelle parti di Aspotorno in vacanza, erano utilissimi perché le spiagge, che tu la Liguria la conosci, non sono come quelle di Rimini, Riccione, la Riviera Adriatica. No, tutto ciottoli. Esatto, e lì allora erano utili. Sì, ti entravano sempre i sassolini, quelli più piccoli, però almeno non ti tagliavi i piedi. Questo è vero. E poi l'acqua è freddissima. E poi l'acqua è freddissima. Ecco, sì. Una cosa che ti segnalo, tu sei nato dopo, sì. Il periodo delle make-up.
Mamma Tu dirai, mia. che cosa sono le make-up? Le scarpe da Lo sai? tennis. Le prime scarpe da tennis che non avevano la gomma davanti. Ecco. Dice Io che quel periodo lì quando se le levavano praticamente ci voleva la maschera antigas, è vera sta storia? Ma no, guarda, non sono niente di meglio, niente di peggio delle scarpe che sono venute dopo. Cioè, diciamo che a differenza delle scarpe che c'erano prima, che noi ragazzini le usavamo anche per giocare a pallone, ma ti si rompevano proprio all'altezza dell'attaccatura delle dita dei piedi, perché c'era la gomma e si aprivano lì. Le make-up, che sai che i ragazzini giocano a pallone anche con giocavamo a pallone anche con i sandali di gomma che si aprivano come e, dopo invece secondo me erano molto più resistenti le make-up. Non è vero che puzzavi come se fossi da guerra batteriologica, semplicemente che se tu eri un ragazzino e le usavi anche per giocare a pallone, sudavi come un matto ed estate era così. Per me comunque è stato veramente l'innovazione nell'ambito delle scarpe da ginnastica. Da lì poi le scarpe non sono più state uguali, le scarpe da ginnastica. Niente, Certo. volevo segnalarti questo, che poi, come sempre, la casa, e dopo ti saluto, la casa originale era la make-up, dopo ne nascevano tutte le cineserie, che all'epoca non erano cineserie, però si copiava tutti la make-up, magari con qualche piccolo differenza nel disegno, ma poi alla fine è stata l'innovazione proprio delle scarpe da ginnastica. Niente, volevo soltanto segnalarti la mia esperienza di quel periodo. Io ti ringrazio, però volevo dirti una cosa. Dimmi. A dirla tutta, però, noi con gli zoccoli, perché al tempo in cui ce li avevo io, di sotto avevano uno spessore di circa 5 millimetri via di gomma. La particolarità, il virtuosismo, non so se voi lo facevate negli anni 70, ma noi negli 80-90 si faceva. Cioè, la particolarità, il virtuosismo era dalle mie parti racarli, cioè trascinarli, fare questa camminata alzando il piede in modo tale che la parte proprio posteriore del tallone di questo zoccolo strofinasse per terra, piano piano quella fascia di gomma si assottigliasse e poi il legno ormai esposto cominciasse a fare tra e poi tra ad ogni passo, racare proprio lo zoccolo, camminare strascinando la camminata in modo tale che si consumasse, e funzionava, se mi posso permettere, anche come freno di emergenza in bicicletta, perché se un freno non andava molto bene, tu potevi puntare a terra i talloni dello zoccolo, spingere, proprio fare pressione, e nello spingere quelli facevano si smangiava tutto il legno, ma frenavi. Almeno io una volta ci sono riuscito, se no non ero qua a raccontartela. Allora, i tuoi zoccoli, gli zoccoli che avevate voi a metà anni 80, erano già un'evoluzione, erano lo zoccolo 2.0, perché quando invece li avevamo questo negli anni... spessore di gomma grigiastra, 5 millimetri proprio, una cosa leggera leggera. Invece quelli che avevamo noi altri avevano il legno e avevano proprio la stampa sotto, e al limite se c'era era una piccolissima membrana che però dopo un po' che camminavi, figurati anche sull'asfalto eccetera, i bambini d'estate, noi io ho passato la mia infanzia tra Cusano Milanino e Paderno Giuliano, quindi giocavamo, certo, se giocavamo a pallone mica ci giocavi con gli zoccoli, o ci giocavi con la scarpa da ginnastica o al limite con i sandali di gomma, però quando andavi in bicicletta molto spesso avevi gli zoccoli, addirittura quando eri a piedi. E proprio ho detto, mio padre ci metteva il bello spessore di gomma con la colla, perché lui non sopportava il fatto che tu quando camminassi facessi picchiare i talloni apposta per fare il clac, 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 esatto. Clac. Lui non lo sopportava. Tu figurati, all'epoca eravamo 3-4 bambini per ogni famiglia. In casa mia ce n'erano 2, perché mia madre ha perso una bambina da piccola prima che nascessi io. Però in genere le famiglie avevano dai 2 ai 3 ai 4 bambini, e tutti quanti avevano gli zoccoli in un quartieretto
per quanto potessero essere pochi, comunque c'erano sempre un centinaio, 150 bambini. Quindi ti puoi immaginare quando magari all'estate o magari alla sera dopo cena o anche nel tardo pomeriggio posso capire che uno che veniva a casa distrutto dal lavoro di sentire clac 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 ripetuto all'ennesima potenza non ne volesse sapere. Immagina metterci pure i click clack, le palline quelle di gomma che abbiamo raccontato. Ma infatti io ho fatto la telefonata quando hai fatto la puntata dei click clack, li avevo anch'io. Poi tieni presente che mio padre all'epoca lavorava per un'azienda di autotrasporti che si chiamava Trinacria, me lo ricordo bene perché qualche volta mi ha preso su in camion con lui, e faceva nord-sud, faceva Milano-Palermo, Palermo-Milano. Quindi sai quanta roba portava a casa? Ma non perché la rubasse, perché magari ce n'era un po' di più e quella che la davano agli autisti. Sai quanti click-clack, quante altre cose di quel periodo lì portava a casa? E poi alla fine ci giocavano anche gli adulti, non ci giocavano soltanto i bambini. Io me li ricordo, mio padre con i miei zii che ci facevano a gara di chi faceva tu per più tempo. Mamma mia, veramente. Che tempi, signori, che tempi. Erano cose semplicissime e tu ti divertivi con cose semplicissime ed aiutava il cervello a escogitare. È vero. Quello che oggi i ragazzini non fanno più, perché tanto trovano tutto già preordinato, precostruito dentro gli iPhone, dentro gli smartphone. E secondo me lavorando meno il cervello sono meno atletici dal punto di vista intellettivo. Certo. Poi mi vero. posso sbagliare, spero di sbagliarmi. Tu hai una bambina, mi pare di 9-10 anni, quanti anni ha? 14, sì. Quindi, sono rimasto indietro. No, ma questi sono avanti con la testa e che però spesso si attaccano a quel pippolo che è il telefono e vabbè, ma in realtà sono molto più svegli di noi altri. Beh, sulle nuove tecnologie sì, su quello sono sicuro. No, anche come pensiero, cose, ti assicuro che non è facile tenergli testa. Però dai, grazie. Ognuno ha i suoi. Ciao Antonino, un abbraccio, grazie. Un abbraccio a te e buon pranzo. Grazie. Però certo, le patate lesse. Sempre nel 64 la Spagna festeggiava 25 anni, o meglio, Francisco Franco, il dittatore, festeggiava 25 anni di pace, cioè dalla fine della guerra di Spagna, e in particolare la Spagna quell'anno lanciava una fortissima campagna pubblicitaria al grido di Spagna es diferente, la Spagna è diversa, per attrarre turisti su turisti. La Spagna, la stampa ci informa sempre il 5 luglio del 64 che per entrare in Spagna occorre il passaporto, il visto è stato abolito. Si possono portare con sé fino a 50.000 pesetas, per l'ingresso di auto e moto non ci sono formalità, la benzina normale costa 9 pesetas al litro, quella super 10. Nessuno spagnolo, malgrado il caldo, porta i calzoni corti, le donne non indossano alcun tipo di pantaloni, il bikini è proibito. Da qualche anno lo si consente sulle spiagge della Costa Brava, del nord e alle isole Baleari. Quindi nel 64, se avevate voglia di andare a mettervi il bikini in Spagna, dovevate stare molto attente, care ragazze. Negli anni 60 eravamo ancora puritani, alla fine degli anni 70 cominciarono ad apparire i topless sulle spiagge, quantomeno nel centro-nord Italia. Ora sembrano completamente spariti ovunque. Nel 1986, a proposito di zoccoli e di bon ton, facciamo questo balzo in avanti 22 anni, martedì 5 di agosto, sempre la Stampa, Capri detta il suo galateo. Dall'estate prossima niente zoccoli, magliette pubblicitarie, radio, cani e sacchi a pelo. La raccolta storica delle ordinanze comunali si è trasformata in una carta dei divieti. Poche consolazioni per il turista pignolo. Il pescivendolo non potrà esporre la nudità dei pesci. Da quando in qua i pesci sono vestiti? Non potrà esporre la nudità dei pesci.
E il bar non potrà negare la toilette, signore e signori. Questo è quanto scrive La Stampa. E allora, tra qualche mese il codice dovrebbe essere pronto. I progetti del sindaco consigliano di informarsi per tempo. Per chi voglia recarsi a Capri, dunque, niente zoccoli di legno. Un'ordinanza del 60, firmata dal sindaco Carlo Federico, padre dell'attuale, li vieta poiché producono uno spiacevole rumore a contatto col basalto della pavimentazione cittadina. E neppure magliette con scritte che evochino prodotti, luoghi di villeggiatura diversi dall'isola, bibite, scuole inglesi, gruppi podistici, associazioni d'arma. Fin dal 63 un'ordinanza del sindaco Ruotolo vieta sull'intero territorio comunale la pubblicità ambulante in tutte le sue forme. Ancora, se vi portate dietro la minerale, che sia in Tetra Pak, perché sulla spiaggia, 1956, ordinanza del sindaco Prozzillo, sono severamente vietati contenitori e bottiglie in vetro. Lasciate a casa le radio. Fin dal 63 il sindaco Ruotolo, notando che negli ultimi tempi si è diffuso l'uso di piccole radio, ne ha inibito l'uso nei luoghi all'aperto, sulle spiagge, nelle località una volta sacre al sereno e raccolto godimento delle bellezze naturali. Gettare per terra fazzolettini o pacchetti vuoti naturalmente è vietato. A Pasqua per questo un turista romano è stato multato per 300.000 lire. Ma ancora più grave sarebbe la sanzione se qualcuno lasciasse cadere il cono vuoto di un gelato. Un'ordinanza del 21 giugno del 57, Carlo Federico, punisce questo malvezzo con una multa che, rapportata all'epoca, è di 3 volte superiore. Chi porta con sé bambini rammenti che sono severamente vietate le palle di gomma. Ordinanza del 47, sindaco Ruocco. Che è quanto dire, insomma. Addirittura, cioè, ma eravamo così incivili che la gente buttava il cono per terra, ma che schifo, dai. Varazze, sempre nell'agosto dell'86, a Varazze invece i saccopelisti vengono scacciati dalla spiaggia. I manifesti 50 cm per 70, caratteri blu, fondo bianco, sono stati affissi ieri, 4 agosto, in particolare nella zona lungomare. È entrata così in vigore l'ordinanza firmata dal sindaco, il DC Giorgio Craviotto, che vieta di trasformare la spiaggia della cittadina in un dormitorio all'aperto. Varazze, in un certo senso come Venezia, è la prima in Liguria a dire ufficialmente no al fenomeno dei saccopelisti, ma con una differenza rispetto a Venezia. Il divieto non riguarda i problemi di ordine pubblico, spiega il sindaco. Nella mia ordinanza faccio riferimento all'articolo 153 del testo unico della legge comunale e provinciale del 1915, che si riferisce a situazioni in cui esistano pericoli per igiene e salute pubblica. Sulla spiaggia, tra l'altro, sono state trovate siringhe abbandonate, qualche bagnante si è ferita e ha dovuto ricorrere alle cure del medico. Da qui l'ordinanza che sfratta i saccopelisti, sino a ieri ospiti indisturbati, specialmente delle spiagge libere, attrezzate con qualche cabina, docce e servizi dell'azienda di soggiorno. A Finale Ligure, così come a Loano e a Lassio, non esiste una vera e propria ordinanza del sindaco, ma da sempre vita dura per chi usa il saccappelo. Le stazioni ferroviarie diventano una specie di varco, oltre al quale hanno accesso solo i giovani che riescono a dimostrare di avere un posto sicuro dove pernottare. Per chi riesce a farla franca di notte ci sono i pattuglioni di carabinieri e vigili urbani lungo le spiagge libere. Quindi una volta era tutta colpa dei saccopelisti. Andiamo al 1988, siamo arrivati all'estate del 1988, questo è Torino 7 che parla di abbigliamento estivo, di zoccoli, anche qua zoccoli di caucciù, signori, il must dell'estate. Sveva, ascolta. Quest'anno gli stilisti sono d'accordo, in spiaggia le donne più eleganti saranno anche quelle più coperte. Ecco una delle tante ricette tipo suggerite dai couturier per ottenere una bagnante chic. Prendete un costume vestito dalle inquietanti trasparenze, mitigate questo sex appeal con un'impalpabile casacca di organza bianca fatta scivolare sulle spalle dorate dal sole. Quindi smitizzate il tutto con un sombrero e un borsone di paglia di sapore indios. E le scarpe? Se, come dicono i francesi, la scarpa fa la persona, in questo caso un sandalo o uno zoccolo sbagliato distruggerebbe il fascino di una mise. E allora meglio i piedi dentro gli zoccoli di caucciù, signore e signori.
Sveva, abbiamo ancora un minuto, ma te come lo vedi questo appareil? Sembra un po' troppo articolato. A me sembra da svenire, detto tra noi. Va bene, direi che con questo possiamo chiudere il nostro mercatello di oggi. Grazie a tutti. Ci salutiamo con Fausto Papetti, Footprints on the Moon del 1972. Appuntamento domani alle 8:30 la rassegna stampa, alle 10:30 la supposta in onda libera e poi dalle 12 alle 14 ancora una volta avremo la bellissima Capitaneria di Porto. Grazie e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buon pomeriggio. Avete ascoltato Capitaneria di Porto.